Nella scorsa stagione, sportivamente parlando, naturalmente uno schiaffo ciascuna, vinse 5-1 la Roma Calcio 8 l'andata, rispose il Cotton Club al ritorno con un 4-0, ma quest'anno è tutta un'altra storia. Buonasera e benvenuti alle Ciriaci, questa è la settima giornata di Serie A della Lega Calcio 8, quella in cui Cotton Club e Roma Calcio 8 proseguiranno l'inseguimento alla Golbet. Squadre già schierate che stanno completando il saluto a centrocampo. Cotton Club in maglia nera, Roma nella tenuta con maglia bianca e banda diagonale giallorossa che schiera il numero 8 Bianchini, 11 Cossu, in porta c'è Goletti, secondo portiere Lazzarini, 10 Oliva con il numero 5 Daniele Paoli, il numero 3 Roberto Pisapia, Klaus Seferi col 16, 9 Simone Succi col 2 Riccardo Vannozzi, risponde il Cotton Club col numero 10 Artistico, in porta c'è De Angelis al posto di Santarelli, poi il numero 5 Barbarella, 11 Bertoldi, 22 c'è Nicola, scusate, 27 Cichella, 4 Fatati, 9 Forcina, 5 Matozzo, 7 Tinazzi col 21 Capitan Zamperini. La gara è già iniziata, la Roma Calcio 8 col primo possesso, ricordiamo la gara d'andata essere la sconfitta più larga nella storia in regular season in Serie A del Cotton Club, al ritorno con qualche polemica per l'espulsione di Pisapia. Ci sono state delle discussioni all'interno del terreno di gioco, seppur le squadre si conoscessero come si conoscono ora benissimo anche all'infuori del campo, cioè nel mondo del calcio a 11. Il Cotton vinse in maniera perentoria per 4-0. La Roma è però davanti ai campioni d'Italia in classifica in questo difficile inizio di stagione, dove la squadra allenata da Alessio Piccheri non è riuscita a mettere in fila 2 vittorie consecutive, cosa che invece ha fatto e come la Roma Calcio 8, che ha sofferto molto nell'ultimo turno ma ha portato a casa una vittoria fondamentale in casa 5-4 contro l'Atletico Fiumicino di Mastro Pietro. Qui sta per andare il numero 3 Roberto Pisapia. La sua rincorsa, il sinistro arcuato sbatte sul fondo schiena d'Artistico, sarà calcio d'angolo. De Angelis chiama subito alta la tensione della sua difesa e deve intervenire a 2 mani per deviare questo tiro cross. La Roma è partita molto forte ed è dall'altra parte per battere un altro calcio d'angolo. A rientrare ci penserà il sinistro di Klaus Seferi, che appoggia fuori dal numero 5 che tira De Angelis in 2 tempi. La conclusione era stata di Daniele Paoli. Ha fatto ripartire De Angelis da Tinazzi, va ricomponendosi la catena difensiva del Cotton Club. Torna il numero 7 che è mancato nella scorsa sfida contro la Pisana Calcio 8, pareggiata per 4-4. Manca ancora naturalmente squalificato Cristian Conti, ne avrà per altre 3 giornate a meno che il ricorso presentato dalla società campione d'Italia venga accettato. Klaus Seferi ora indietro, Roma che si è fatta manovriera così come piace a un mister Rossi che sta impartendo tante istruzioni ai suoi ragazzi sicuramente in questi primi tempi, ma li sta anche naturalmente lasciando giocare, fa fluire la classe dei tanti interpreti là davanti. Forcina, migliore in campo nella sfida contro la Pisana, gioca indietro il pallone che va poi a sinistra, buona azione a convergere del Cotton, fermata era stato Bertoldi, poi Artistico, recupera palla tignosamente dalla 3 quarti e si conquista anche un calcio di punizione. È calato il silenzio qui al Ciriaci, gli altri campi non sono occupati, almeno non lo è quello alle nostre spalle. Ci sono fatto un club. Barriera a 3 verrà posta da Goletti, c'è Artistico che si è conquistato il calcio di punizione, dà istruzioni a Tinazzi, vuole il tocco per andare poi di seconda Artistico. C'è Oliva anche pronto a partire in caso di tocco di Tinazzi, barriera 3+1 per la Roma. Dicevamo, barriera 3+1 per la Roma Calcio 8. Tinazzi è pronto a toccare a Mario Artistico, vuole la rettifica della distanza ma poi parte, Tinazzi gliela gioca, tiro di Artistico contro il muro della Roma ma si rimane lì, il numero 6 la gioca indietro, male su Tinazzi, l'incitamento di Piccheri sull'errore del suo centrocampista e quindi Roma
C'è l'intervento da dietro da parte del numero 6, Federico Blandino, che è bravo a rubar palla e torna indietro da Cenicola. Qualche problema per lui nei primi minuti contro la Pisana, ma poi tutto sommato una buona prova al cospetto di uno dei reparti offensivi più forti della Lega. Bertoldi con l'elastico, dal fondo, da dietro ad Artistico! È bellissima l'azione del Cotton Club sulla sinistra, rifinisce Bertoldi, Artistico da lì non sa sbagliare, 1-0 Cotton. Bravo Fede! Che azione di Bertoldi, accelerazione 0-100 da fermo in 1 secondo e mezzo, se vogliamo citare qualche rivista automobilistica. La Roma è chiamata alla reazione subito, quindi in casa del Cotton Club, sotto per 1-0. Non aveva iniziato male la compagine giallorossa, oggi in maglia bianca allenata da Roberto Rossi, e non aveva creato occasioni fondamentali in questi primi 4 minuti di gioco. Il Cotton invece al primo squillo ha colpito, Artistico si conquista un calcio di punizione. Torna al gol Mario Artistico, mancava dal tabellino dei marcatori da un po', si sentiva la sua assenza. Qui nel frattempo sale Cenicola, dimostra di non saper fare solo il difensore. Goletti interviene, il contropiede è dettato da quest'altra parte da Seferi. Si gira e se ne va, in Veronica Seferi, che poi si arrabbia con l'arbitro perché se ne stava andando. Non ha dato il vantaggio il direttore di gara, la punizione è battuta velocemente, il controllo e poi l'assistenza sbagliata da parte del giocatore della Roma qui sotto la nostra postazione, vale a dire il numero 11 è Andrea Cossu. Blandino allarga a sinistra, Cenicola scava un gran pallone per Bertoldi che va a proporsi, poi lo svarione difensivo della Roma, serve una gran chiusura in ultima battuta. Cenicola da rimessa laterale, dentro il pallone poi spiove fuori, non lo può intercettare Bertoldi, altra grandissima giocata di Bertoldi nello stretto, sull'esterno della rete, ha iniziato la gara alla grandissima all'esterno del Cotton. E sta prendendo confidenza con questi campi di calcio a 8, sembra essere in gran forma, è scattante da fermo e trova anche naturalmente più chimica di squadra con i propri compagni, non difficile farlo se lì vicino giochi con Forcina ed Artistico. La chimica di squadra l'ha sicuramente trovata in queste giornate anche la Roma, col tridente là davanti Liotti, Succi, Seferi che funziona alla grande. Oggi manca Liotti, Succi s'applica in ripiegamento e sfila palla all'Artistico, prova poi ad andarsene. Simone Succi, che qui al Ciriaci lo scorso anno giocava in Serie A2 con lo Sugar Mix, dove prestava, attenzione, nel frattempo Seferi non lo conoscono, sanno che andrà sul mancino, lo vanno a chiudere dal limite l'occasione per la Roma che gioca poi veloce in area di rigore, da fuori il tentativo in semigirata, è poco convinto, la Roma si rimpossessa del pallone prima che il Cotton andasse in contropiede. Dicevamo di Succi, giocatore dello Sugar Mix, dove lo scorso anno era tesserato in rosa e ha fatto tante presenze, anche il presidente del Cotton Giuseppucci. Pisapia, eccolo in azione, il numero 10, Oliva, poi Pisapia, regala ad Artistico che tira, Goletti aveva tirato all'improvviso Artistico, dal nulla davvero, sfruttando anche il mal posizionamento di Goletti che non si aspettava il brutto passaggio del compagno. Succi dall'altra parte, subito una gran gara con Succi che tira, altissima, la palla sulla traversa di De Angelis che oggi sostituisce Simone Santarelli, migliore in campo insieme a De Bernardo e Forcina nel gran derby del Ciriaci della notte di Halloween lo scorso lunedì, terminato 4-4. Artistico vien basso, allora Zamperini in verticale, tacco di Bertoldi, tacco di Forcina, Bertoldi in porta! Come gioca il Cotton Club? Tutto di prima il contropiede, Bertoldi che prima ha fatto l'uomo assist e qui dopo il tacco ne prende un altro di Forcina e trasforma il 2-0. Che prestazione degli attaccanti del Cotton Club. Matteo Bertoldi sta spaccando la partita lì sulla sinistra in questo avvio di gara. E Roma sorpresa che è sotto 2-0 e deve comunque a testa bassa fare la sua partita per rimanere ad un'incollatura dalla Golbet calcio a 8.
3 punti dividono i giallorossi dai blu cerchiati, -5 per la Pisana, è più lontano il Cotton, a -6. Oggi la Golbet gioca in casa, sta giocando ora contro Bacci Immobiliare. Seferi non lo fanno andare sul sinistro, poi impreciso il passaggio del numero 11 della Roma, Cossu, c'è una deviazione, comunque calcio d'angolo. Klaus Seferi decide di batterlo corto, non si intende per questa volta con Simone Succi. Fanno uno scarico centrale, devi uscire qui. C'è Nicola, artistico dà anche indicazioni alla panchina, Piccheri ringrazia, ora Blandino. Fondamentale, inutile che lo ricordiamo, il suo rientro per il Cotton Club. Tinazzi, sul lungolinea da Forcina che mal controlla, la palla non è uscita, Cossu. Pisapia, deviazione di un artistico che era rimasto lì, molto volitivo in questo avvio artistico, gioca a tutto campo, mette il piede su tutti i palloni. Tinazzi, indietro Blandino, pulito da Forcina, Oliva pressato da Artistico, riesce ad andare vicino da un compagno, Succi, gran duello fisico quello con Zamperini. Succi prova a vincerlo eludendo la pressione del capitano del Cotton, che sapientemente tocca in fallo laterale. Rimessa effettuata dai giallorossi, è impreciso lo stop da parte di Seferi che poi recupera dal suo stesso errore. Oliva, Seferi intervento netto in ritardo e falloso di Tinazzi. È in diretta perché anche un gioco pericoloso è in diretta! Alza sto braccio! Simone, arbitro! Simone, fa cazzate, Simone. Lo specialista della Roma Calcio 8 che se la ride perché provano ad innervosirlo scherzosamente, naturalmente da fuori, i suoi amici e compagni di squadra nello Sugar Mix della scorsa stagione. Simone Succi va con un assist inspiegabile, forse nemmeno i compagni si attendevano quella soluzione. Forcina nello spazio dove Artistico detta un gran movimento, cercherà poi il sinistro e lo fa partire con una deviazione. Goletti, funziona il contropiede del Cotton Club quando passa da quei piedi lì, è davvero un bel vedere. E la Roma Calciotto per adesso soffre soprattutto le ripartenze dei campioni d'Italia che giunti al minuto 10 nel corso del primo tempo sono in vantaggio per 2-0 sulla Roma. Il tacco volante di Pisapia, recupera Zamperini, Tinazzi gli dà una mano e subisce fallo. Tutto regolare, gioca! Bravo Ale! Cotton tornato quasi al gran completo. Lascia! Succi mette pace tra due semi litiganti in campo, speriamo non si accenda la gara sotto il punto di vista nervoso. Qui Forcina in mezzo a 3 la perde sulla pressione di Cossu, poi Oliva allarga a destra Oliva dal numero 5 della Roma, Roba nostra, vale a dire Daniele Paoli. È nera! Time out chiamato dalla Roma su 2-0 per il Cotton all'11:30. Indicazioni dall'alto anche per il Cotton Club, indicazioni dalla panchina della Roma Calcio 8 che chiedono a tutti gli elementi giallorossi di avere la stessa grinta e fame che sta mettendo Klaus Seferi e sicuramente qualche altro compagno di squadra in questo avvio di match che dice però a chiare tinte per ora Cotton Club con il gol prima di Artistico e poi di Bertoldi, in particolare la prestazione del numero 11 che avevano giustamente annunciato come altro campione in attacco sta destando stupore per la continuità e per la bravura messa in atto con giocate di altissima tecnica nonostante il terreno reso molto pesante dalla pioggia che ormai scende incessante qui al Ciriaci all'incirca dalle ore 9. Tinazzi gioca con Zamperini dietro nel frattempo, non vuole rischiare il Cotton Club, Zamperini quindi lancia da Bertoldi, è una buona idea, arriva in seconda battuta un compagno da dietro a dare una mano, ma Oliva ha recuperato ed imposta per la Roma. Male però, servendo Bertoldi, vede lo spazio per Forcina, è chiuso, quindi Artistico. L'azione non è finita, la mantiene viva Artistico che porta palla, cerca la trattenuta, il fallo, l'arbitro non fischia e quindi Oliva contropiede dall'altra parte, ha bucato l'intervento c'è Nicola ma perché furbescamente spinto da Succi. Zamperini giocherà vicino a sé probabilmente. No, è invece un lancio il suo, preciso,
da Forcina che controlla, è buonissima l'idea di giocare dentro nessun compagno a chiudere l'azione per il Cotton, quindi Roma con Pisapia. Bianchini da dietro, doppio rimbalzo e De Angelis, sostituto di Santarelli, per ora poco impegnato dai giocatori della Roma, non ha problemi a fare ripartire i suoi. Viene ancora chiamato in causa, è bravo con i piedi De Angelis, non fosse per un errore che ricordiamo tutti, quello in casa del Footballate Roma Nord alla Stella Azzurra nel quarto di finale di Coppa Italia, attacco volante di Forcina. Ancora Roma, vince il contrasto di forza Pisapia, prova ad andarsene Seferi, Cenicola è sempre attento su di lui in marcatura, quindi Blandino, Tinazzi. Ha provato subito in verticale, ma la Roma è ancora tutta lì, almeno sino al recupero di Zamperini che poi corre con i suoi compagni, il cucchiaio di Artistico, da Forcina l'uscita a valanga di Coletti, la porta è vuota, Bertoldi il da lì può calciare, da invece ad Artistico, altro assist, azione che sfuma per il Cotton, valori tecnici ottimi da ambo i lati, quindi si rischia di assistere a una gran partita, quella che stiamo vedendo con Seferi col destro, De Angelis sul suo palo, piede debole per Seferi, ma stavolta non si vede. Klaus Seferi dalla bandierina, batte Rasoterra, doppia deviazione, il giocatore della Roma solo in area di rigore, era il numero 7 se non andiamo errati. Mario centravanti, Mirko piano piano sali e stretti. Oliva, Bianchini, non pressa il Cotton, sale ora Bertoldi, devia col fondo schiena, può proseguire la Roma sulla destra, cross d'esterno, deviato fuori, Forcina. La gioca con un compagno, poi scivola. Fallo laterale sempre per il Cotton. Esce Forcina che ha dato il suo in questi primi minuti, al suo posto Barbarella. Barbarella parte largo, su indicazione di Piccheri, Artistico va a fare il centravanti. Serve l'anticipo di testa di Oliva, che regala una ventina di centimetri a Barbarella, ma qui va bene, così come Blandino in palleggio, torna indietro da Tinazzi, col piatto da Artistico, palla incollata al sinistro, palleggio con Barbarella che chiude troppo il mancino, palla larga, nessun problema per Goletti. Oliva, il Cotton è corto, in questi primi minuti sta impedendo la consueta manovra ariosa della Roma che deve andare necessariamente a folate. Oliva, eccola una folata, ben letta da Zamperini che rilancia su Bertoldi. Qui si fida fin troppo Bertoldi, ma poi chiude con un'altra grandissima giocata, accelera da fermo Bertoldi, servendo Artistico, il destro va fuori, altra ottima iniziativa di Matteo Bertoldi, perfettamente integrato con i campioni d'Italia. Doppio fischio dell'arbitro, attendono che Blandino s'allacci lo scarpino e quelli della Roma ora ripartono. Goletti da Oliva. Eccolo Fabio. Cossu pressato da Tinazzi, non c'è fallo, la rimessa laterale è per il Cotton Club. Barbarella col sinistro ad offrire ad Artistico. A parti forse invertite, Barbarella ha fatto il rifinitore, Artistico il possibile finalizzatore. Non è andata come forse Piccheri avrebbe voluto. Rossi chiama calma dalla panchina, la Roma sembra seguirlo in questo avvio, anche se non produce molto dalle parti di De Angelis. Ma Tinazzi, Zamperini e Cenicola per ora reggono bene, anche se ora Succi prova a contraddirci, partendo sulla destra, saltando un uomo, portando solo a casa fallo laterale, battuto verso un tacco, poi il sinistro da fuori, De Angelis, grande intervento il suo. Calcio d'angolo battuto, corto al lato dell'area di rigore, un tacco praticamente folle lì al limite di Barbarella che poi rimedia conquistandosi la punizione, ma aveva riservito l'azione della Roma in area. La gioca sempre corta su calcio d'angolo la Roma che non batte nel cuore dell'area di rigore e qualche volta si fa sorprendere il Cotton dal gioco a due dalla bandierina. Blandino, palla scavata perfettamente da Barbarella.
Usa il corpo Barbarella, ma Oliva lo chiude. Batte Barbarella, regalando palla a Goletti, che la chiama e la fa sua. Pisapia. Ancora il numero 3. Oliva. Succi. Pisapia rischia, Bertoldi si applica, ma la palla è ancora della Roma. Il Cotton riesce per ora, in questi primi 20 minuti di gioco, nella missione di tenere il trio di bomber giallorossi lontani almeno dalla tre quarti. Anche se Seferi qui è costretto ancora però a girare a largo da Oliva. Rientra Alessio Oliva, è rimasto lì in zona Seferi che svaria stavolta sulla banda mancina. Prova ad andarsene, Barbarella lo trattiene in maniera vistosa. Piccheri se la prende con tutto il creato. Seferi è mancino, è uno dei più forti mancini della Lega, sicuramente uno dei dribblatori più rapidi. Barbarella qui pecca in conoscenza. Mario! Berto, non ti aprire! Fermi! Alessio, marcature! Arbitro, occhio dentro l'area lì, oh! Pisapia. Arbitro, sta spinge, meno male! Spinge, bravo! L'arbitro si avvicina e dà un giallo. Che giallo è, oh? Giallo intimidatorio verso uno dei due giocatori che si stavano trattenendo la maglia. Da qui non saremo mai in grado di dirvi chi. Dalle proteste sembra essere uno della Roma. È pronto Pisapia, ne ha messi due in barriera De Angelis. Meno male, oh! Grazie! Non t'aprire, fermi! Occhio a Pisapia. Parte a giro, lunghissimo sul secondo palo, è uno schema. E De Angelis l'ha inchiodato a terra dalla nostra postazione. Per un attimo non siamo riusciti a leggere l'esito dell'azione. Quelle della Roma tornavano verso la propria metà campo, anche perché il Cotton è già dall'altra parte. C'è Nicola. Ragiona ed apre il gioco splendidamente su Barbarella. Stavolta è buono il controllo, si invola Barbarella, che è mancino, rientra e tira vicinissimo al palo alla destra di Goletti. A lato la conclusione di Barbarella, sarebbe stato il potenziale 3-0 per il Cotton Club, che con un primo tempo del genere lo scorso anno spense gli animi bollenti della Roma Calciotto, sicuramente giunta qui al Cirieci con ben altri propositi rispetto a quelli di questa stagione. Intanto un fallo conquistato da Cossu. Questa stagione che vede i giallorossi davanti al Cotton Club prima di questa gara. Mario! Sì. Brando, Artistico stranamente in sintonia col direttore di gara. Secondo palo, Zappe! Berto, seguilo! Pisapia va diretto in porta, Bertoldi la devia, De Angelis non subisce fallo secondo l'arbitro e poi sì. Che sta a fare quello? State a fare... Oh, ma state a 3 metri, poi fischia anche tu, Che se non è vantaggio fischia. Subito smentiti sulla sintonia tra artistico e il direttore di gara. Cacciate, Ale, cacciate! Batterà De Angelis, manca poco al termine del primo tempo, è 2-0 per il Cotton Club contro la Roma Calciotto, settima di Serie A della Lega. La palla è lunghissima, svetta da dietro Bianchini, ripropone Blandino, non arriva Barbarella, ci riesce invece Bertoldi, che sfida ancora il diretto avversario, andando da Blandino. Poi Artistico, girata volante, Tinazzi indietro, da Blandino, quindi Zamperini. Possesso di palla che irretisce, quello del Cotton Club, che funziona in questo primo tempo. L'abbiamo tirata a Zamperini che lancia malissimo. Oliva. Zamperini esce su Succi che mal controlla, quindi De Angelis. 30 secondi più eventuale recupero al termine della prima frazione, doppio vantaggio. Artistico Bertoldi per il Cotton,
Roma che ha un po' faticato a reagire, soprattutto sotto il profilo delle occasioni, non fosse per un paio di tiri dalla gran distanza, dove comunque De Angelis si è mostrato all'altezza ad essere il sostituto di Simone Santarelli. Azione sulla fascia della Roma. È basso Seferi, che sbaglia il primo passaggio della sua gara andando da Oliva. Costretto a rinviare senza guardare, comunque cambiando gioco. Bene da Seferi che attendeva lì in zona. Punta tutta la difesa del Cotton Club Klaus Seferi. Va sul destro, il tiro è deviato. Ancora calcio d'angolo. Sanno che è mancino, allora lui inizia a tirare di destro. Naturalmente non sono gli stessi i risultati. Roma ancora da calcio d'angolo battuto di seconda, come si suol dire. Controllata la palla fuori da Seferi, è incollato a lui Blandino. Seferi sulla suola. Poi di punta, rimpallo su Cicopre, il calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto velocemente dalla Roma, Succi dal fondo, doppio rimpallo. Quando il duplice fischio del direttore di gara pone fine alla prima frazione, il Cotton Club è avanti 2-0 sulla Roma. Partita strana, ma sicuramente molto bella, qui al Ciriaci. Settima giornata di Serie A della Lega Calcio 8, sta per partire il secondo tempo di Cotton Club Roma, una gara che lo scorso anno ci ha regalato alterne emozioni, con la Roma dominatrice all'andata alla Stella Azzurra e vincente per 5-0, e un ritorno molto simile alla gara che stiamo vivendo oggi con il Cotton Club che vinse per 4-0, ora è il parziale di 2-0 per i campioni d'Italia, che hanno trovato con due splendide azioni di Bertoldi in una finalizzato artistico le reti che per ora le consentono di tornare nei piani altissimi della classifica. Lo stesso artistico qui si conquista sorridendo, calcio di punizione. Diciamo giustamente sorridendo perché più distesa di così l'atmosfera, naturalmente non vorremmo portare sfortuna anche in questo caso, non potrebbe essere, perché tanti giocatori in campo sono amici o ex conoscenti all'interno dei campi di calcio a 11 fuori. Lo vediamo dal sorriso a 32 denti stampato sul volto di Succi nonostante la sconfitta. Chissà che ciò però non faccia un piccolo dispiacere a Villani, che forse dovrebbe vedere più voglia di combattere. Parte artistico nel frattempo, una gran bordata, Goletti che va con tutte e due le mani a mettere in fallo laterale. Botta di gran potenza, forse artistico, cercava un rimbalzo di fronte a Goletti sul terreno reso viscidissimo dalla pioggia, che tra l'altro adesso ricomincia fittissima a scendere. Battuto il corner, la sponda di Barbarella, poi c'è Nicola a rigiocare dentro e arriva la rete di Artistico di testa, forse il più piccolo in campo. Qui disattenta la Roma, il Cotton Club fa 3-0 e forse chiude la gara. Nella tormenta, doppietta di Artistico, gol di Bertoldi che ha fornito anche un assist. Questa la ricetta per fermare la Roma calcio 8 da parte dei campioni d'Italia. Klaus Seferi converge sul mancino e torna fuori da Cosso. Succi in area, è solo e calcia Zamperini, una grandissima occasione per la Roma per riaprire la gara. Il fallo laterale battuto velocemente, la Roma ha fretta almeno di continuare a giocarsi una gara che comunque sembra pesantemente indirizzata dallo svantaggio. Fuori Cossu, la gioca al volo, De Angelis la chiama senza problemi. Ha vestito il fratino De Angelis per non confondersi con gli altri giocatori della Roma calcio a 8, suoi avversari odierni. Rinvio lungo, spinto Barbarella, c'è fallo. Protesta Paoli, l'arbitro arriva e lo ammonisce. Ale, così, chiamalo. Oh, Ale, ce n'ho due, marcatura. Se no tu ce ne hai due. Le indicazioni di Piccheria, c'è Nicola che si è calato alla grande Lui, Simone è tuo. nel ruolo di laterale sinistro, sempre occupato da Zamperini, almeno fino alla squalifica di Conti. Barba. Vuole andare diretto in porta Artistico. Ne ha messi 3 in barriera Goletti. Artistico appoggia invece a Barbarella dal limite sulla linea di porta, il salvataggio giallo-rosso. Veloce.
Roma che poi disimpegna bene su Seferi, Cossu da Succi, Cotton un po' scoperto, allora Succi prova ad infilarsi nel buco centrale, Succi al tiro, De Angelis, la palla gli passa sotto i guantoni, allora Simone Succi la riapre lui la gara e il gol dell'1-3 della Roma Calcio 8 che ricomincia a crederci. Roma che probabilmente non ha però mai smesso di crederci, probabilmente è stato nostro errore quello di considerare fuori gara una compagine giallorossa che quest'anno sia nelle gare dove c'era da combattere sia in quelle dove c'era da usare il fioretto ha sempre fatto sentire la sua presenza, qui la fa sentire troppo Paoli che rischia tanto perché già appena ammonito per proteste, ma è in ritardo ed è il primo a chiedere scusa insieme anche a Succi. L'arbitro tra virgolette lo grazia, ma forse sarebbe stato eccessivo un secondo giallo. Paoli fa un cenno di intesa al direttore di gara come a ringraziarlo. Non è fuori dall'area, a 10 metri dalla porta. Richiamato dalla panchina Zamperini, calcio di punizione battuto verso Coletti che la blocca. Subisce più gol dello scorso anno comunque il Cotton Club, sicuramente molti più della Golbet capolista che sta mantenendo quelle medie difensive. Cotton che deve ritrovare anche un po' l'amalgama e tutta la forza dei suoi attaccanti, rientrati comunque in massa in quest'ultimo periodo. Matozzo l'ultimo di questi, appoggia a Tinazzi, poi il numero 6. La porta nel cerchio di centrocampo, la appoggia da Barbarella che può tirare, Goletti si distende e devia in corner molto bene con la mano destra. Parata di Goletti, Barbarella che non rinuncia alla conclusione dalla distanza e fa bene. Parte come al solito da lontano Zamperini, è servito! Stacca lui, l'esultanza del capitano del Cotton Club, il classico terzo tempo di Zamperini, poker del Cotton, 4-1 al Cirieci. Tanto giro palla adesso, tanto giro palla, dai! L'abbiamo visto con la coda dell'occhio e dell'inquadratura sulla destra partire a 200 all'ora per porsi in area di rigore, forse un po' sporco anche lo stacco e la deviazione, ma i complimenti da parte della presidenza del Cotton qui fuori. Ci dicono che Zamperini, a missione compiuta, può tornare in area di rigore. Timbra il cartellino, anche in questa gara aveva segnato contro la Pisana, qui Seferi. Testa all'attenzione di De Angelis che evidentemente dopo il brutto gol subito in precedenza dal tiro di Succi si è comunque ristabilito in fretta. Tinazzi, servito dal numero 6. Spinge Tinazzi, è una novità. Il tacco e poi la Roma che si mette un po' in difficoltà. Fallo laterale Cotton. Tinazzi. Batte ora. Su Matozzo. Palla di ritorno a Tinazzi, troppo docile. Allora si distende la Roma, andando a destra da Seferi. Prova a correre Seferi, è preso subito dal numero 6 del Cotton Club, che lo pressa, lo costringe alla solita Veronica. Seferi palla incollata al mancino, poi Pisapia. Una brutta idea col fiatone Pisapia a giocare con fretta un pallone. Il 24 del Cotton Club, appena entrato nel cerchio di centrocampo, si è messo a fare il volante come al solito Luca Cichel. Noi preghiamo invece per l'incolumità del nostro iPad, ormai messo a dura prova dalla pioggia. Zamperini. Palleggio a centrocampo, Matozzo, Cichella, poi Cenicola. Quindi Cichella di prima da Zamperini, che sempre di prima intenzione, al volo da Tinazzi, che controlla e torna da Cichella. Ambientatosi con gran classe ed umiltà, Cichella nell'universo Cotton, il lungo lancio e Barbarella spara altissimo a tutta potenza. Non c'è bisogno, non c'è bisogno. Picker infatti lo redarguisce dalla panchina. Pisapia la lascia lì da Matozzo, che forse l'ha toccata con un braccio. Non c'è bisogno dell'Eurogol, portiere fuori tempo, vai con tutto il corpo sopra. Seferi. Succi scambia con lui. La palla gli rimane sotto, allora Seferi qui sulla destra, da Paoli che oggi ha spinto naturalmente di meno, avendo giocato sul suo lato nel primo tempo un indemoniato Bertoldi. Tinazzi. Invocazioni
Padre Eterno qui sotto da parte del pubblico, che nonostante la pioggia non si sta perdendo una delle 6 gare del lunedì di Lega, giunto alla 7ª giornata. Tinazzi gira il fronte di gioco sul centrocampista del Cotton, che non può arrivare. Succi corre con Zamperini, ne elude l'intervento e torna verso il centro del campo. Sempre Simone Succi, la lascia malamente lì. Allora Matozzo distende il contropiede del Cotton fino a Barbarella, che entra in area di rigore. Il suo tiro è deviato. Bravo Matozzo. Più concreto del solito Matozzo. Così. Mettilo in mezzo, Ale. Uno davanti, uno dietro. Ciche, davanti a 9. Davanti. Alessio dietro. Battuto il corner, la Roma lo gioca fuori. Matozzo è lui l'ultimo a toccare. Fallo laterale Roma. Palla alta, Matozzo la calcia addirittura in porta. Barba. Ecco, comincia Goletti. da basso. Bravo. Difensore piano piano. Scambi dietro della Roma. Bravo. Intervento intelligente di Cichella, che è sempre presente quando serve. Cotton che deve difendere ora qui da Paoli. Batte su Succi, sempre buona la sua protezione. Attorniato da 2 uomini, Succi si prende un calcio di punizione. Perché 2? Abbiamo 2? Ok. Può anche tirare, Barba! No, vabbè. Simo, occhio all'anticipo. Bravo. Punizione Roma. È un calcio d'angolo corto, viene battuto da Pisapia, e da lì può tirare. Ancora Pisapia, doppio, triplo dribbling. La palla rimane al numero 8, potrebbe caricare il tiro, lo fa partire, è una sentenza, quella di Alessandro Bianchini, che riapre di nuovo la gara, è 2-4 al Ciriaci. Doppio dribbling, non ha liberato bene il Cotton Club, soffre la seconda segnatura contro di una Roma calcio a 8 che non vuole arrendersi. Barbarella batte da centrocampo, Cichella dal numero 6. Parte e vuole andare da Barbarella, che tira contro Goletti in 2 tempi, blocca e fa ripartire ora con fretta i suoi, che al minuto 37, ne mancano 13 al termine, fanno bene a crederci. Zamperini, non accorcia nessuno della Roma, quindi Tinazzi, Cichella ancora Tinazzi, di nuovo Cichella, Matozzo. Si gira con troppa libertà. Allora l'assist di Blandino a cambiar gioco. Tinazzi attraversa tutta l'area con questo tiro cross, più propositivo del solito Tinazzi, che rimane comunque sempre guardingo in difesa di solito. Oggi si concede qualche scatto in più in avanti. Goletti, Daniele Paoli, uno degli ammoniti della gara, va da Bianchini, l'uomo che l'ha riaperta per la seconda volta per la Roma, tenuta sempre comunque a distanza di 2 reti dal Cotton. Paoli può salire, arrivando alla linea di centrocampo, andando da Cossu, intercettato il suo passaggio. Allora Riccardo Matozzo, Barbarella, servito da Cichella, usa il corpo e poi il sinistro, palla che sfiora l'incrocio dei pali, quella calciata da Barbarella. Non perdere la concentrazione, zio povero. Cico, non perdere la distanza là. Blandi, dai. Lascialo, Barba. Lo squillo di Barbarella a tenere sveglio Goletti, che già 4 volte ha dovuto raccogliere il pallone in rete. 2 l'ha fatto De Angelis, una volta sul tiro di quest'uomo in possesso di palla, Cichella, che si arrabbia poi con Succi, che si alza, si toglie il pallone e glielo dà in mano. Un brutto gesto da parte di entrambi. Luca, sta buono. Simo. La trattenuta di Cichella e Succi che si è fermato e prima del fischio ha preso in mano il pallone. Questo è già passibile di cartellino giallo da parte dell'arbitro. Ed eccolo il difetto di base di Succi.
Giallo per Cichella e giallo per Succi. Barbarella, oh, ha fischiato, barriera, andate a far culo in barriera. Il giallo per Succi e Cichella è naturalmente per il mini episodio che è nato subito dopo il fallo. E Cichella che non si fa fare quei gesti, evidentemente. È un tenore di rispetto che per ora era stato mantenuto da tutti in campo. Pisapia, espulso lo scorso anno. Andrà al tiro Pisapia, ce ne sono due in barriera. Va lui a giro, Zamperini rinvia di fronte a De Angelis. Poi Cichella la allontana più che servire un contropiede. Goletti qui, Goletti la lascia lì. Incredibile errore di Goletti. Barbarella era lì che guardava. È stato dato però fallo sull'intervento in scivolata per far gol di Barbarella. Si avvicina l'arbitro. Si avvicina l'arbitro e dà giallo a Barbarella. E si è fatto male Goletti, che però se l'è andata un po' a cercare, andando prima a sbagliare lo stop, poi a salvare a metà sul fondo scivolando. E al momento che la palla poi era sulla linea di porta, ci aveva creduto Barbarella, la sua grande esultanza per essersi andato a prendere un gol in cui probabilmente aveva creduto solo lui. C'è naturalmente l'intervento in gioco pericoloso su Goletti, è stato fischiato fallo e speriamo che non si sia fatto troppo male il porterone della Roma. Dopo, l'ho chiamato dopo, adesso la palla a loro. Seferi con grande spirito e maturità va a calmare Succi. Zamperini corre a 200 all'ora in panchina a dare indicazioni. Ammonito per gioco pericoloso Barbarella, che però li stava cercando di segnare. Di solito non vengono mostrati i cartellini quando il tentativo è chiaro non di far male, ma di fare un intervento sopra le righe, tra virgolette, ma per segnare. La palla era sulla linea di porta. Certo che però la botta l'ha sentita Goletti. Sempre stretto. Alba, non è per farlo, la strozzata è il cartellino giallo. Lascia perdere, è entrato nel pallone, ha sbagliato, lascia perdere. Anche qui, lascia perdere. Barbarella naturalmente ha chiesto scusa, ha spiegato le sue ragioni a Goletti, che però è costretto a togliersi il guantone destro. Si è scaldato velocemente il secondo portiere della Roma, ce l'abbiamo in lista col numero 12, ma sta per entrare col 22, è Stefano Lazzarini. Secondo portiere che per esempio manca in questa giornata sulla panchina del Cotton, come è stato per tutte queste prime 7 giornate. Ha sempre giocato Santarelli, oggi Filippo De Angelis, tra i pali dei campioni d'Italia. Si è fatto malissimo Goletti, la sua autodiagnosi, è uno che se ne intende purtroppo di questi infortuni. Che gran peccato per la Roma, che probabilmente esce anche dalla gara, ma non tanto con questo intervento, ma per il fatto che comunque di minuti ne mancano pochi. Qui Succi è affrontato da un avversario, usa il corpo e poi la allarga. C'è Nicola. Fallo laterale Roma. Battuto velocemente verso Bianchini, l'uomo del gol del 2-4, da dietro prova a lanciare, Barbarella la intercetta, poi lottano quelli della Roma e quelli del Cotton, fino a un fallo commesso dal Cotton, battuta velocemente la punizione dalla Roma, quindi Pisapia, dietro per Bianchini. 8 minuti che non fischi nero. Paoli. 8 minuti,
Ho visto fatti a tutti. Infuria la tempesta, Paoli cambia male il gioco. Time out per il Cotton Club. Tutto pronto per la ripresa delle ostilità, gli ultimi 7 minuti più eventuale corposo recupero, dato che abbiamo assistito purtroppo all'infortunio di Stefano Coletti, il gran portiere della Roma Calcio 8, infortunato dall'intervento assolutamente non cattivo di Barbarella, che qui si conquista un calcio di punizione. Diciamo dell'intervento di Barbarella che aveva a tutti i modi segnato il gol del 5-2. L'arbitro ha optato per il gioco pericoloso, era stato sì pericoloso perché è dovuto uscire con una mano immobilizzata l'estremo difensore della Roma. Barbarella e Cichella. Parte Cichella. A giro Cichella! A un palmo dall'incrocio il tiro di Cichella. Landino dietro. Un brivido Bravo Zappe. per Lazzarini, la grande punizione di Cichella nonostante la pioggia. Succi l'ha recuperata, attenzione alla Roma, Succi al tiro, deviazione e poi si accontenta del corner Seferi. Calcio d'angolo battuto ancora corto dalla Roma, Oliva, Seferi, prova e si danna l'anima Seferi, ma giunge in ultima battuta. Luca Cichella che fa ripartire il Cotton Club, la porta avanti a piccoli passi, può cedere lì vicino da Matozzo che perde il passo. Che prestazione di Cichella, quando lo chiamano in causa, qualsiasi sia il numero di minuti da giocare, e lui non scende al di sotto della media del 7. Roma che nel frattempo però stava per riaprirla davvero questa gara. Con questa pioggia è davvero difficile anche raccontarla questa partita, pensate giocarla. De Angelis, Tinazzi, davvero diluvio qui al Ciriaci. Il numero 6 servito da Cichella, gioca vicino, prende la palla di ritorno, arriva al vertice dell'area, rientra e tira. Lazzarini si supera dopo aver sostituito Coletti. Zappe va a saltare. Tino scivola. Come al solito arriva Zamperini, battuto il calcio d'angolo e Zamperini stava per far doppietta. Barba, che lavora basso, Berto. Mario. Lazzarini, Oh, Zappe devi scivolare. non manca moltissimo al termine, ma ci sarà da recuperare. Succi, Non devi scivolare. salta Bertoldi, Arriva Cichella. Ce n'ha due, Zappe. Zamperini e Piccheri discutono a gran distanza. La Roma prova ad imbastire, ma Succi si addormenta, non fa la stessa cosa Pisapia che recupera. Allora Seferi può andare 1 contro 1. Seferi punta l'avversario, la sposta sul destro e il tiro probabilmente deviato fa venire la pelle d'oca a De Angelis. Simone al limite dalla. Calcio d'angolo battuto ad uscire dove stacca Zamperini, 2,5 al termine, più corposo recupero, quando continua ad aumentare inspiegabilmente la pioggia, così come la pressione della Roma che tira ancora per un nuovo calcio d'angolo. Ne ha battuti moltissimi tra primo e secondo tempo, la compagine di Roberto Rossi che non uscirà comunque ridimensionata qui dal Ciriaci. Battuto ora il corner, Oliva perde un pallone del Cotton. L'uomo vi sta dietro. Aspetta, oh. Direttamente al ristorante. Ma che gli dai subito la palla? Aspetta! Ma porco dici, oh! Incendi dalla lampada, non c'è. Chiamate le marcature. De Angelis. Gliel'ho detto un minuto fa. Avete una svegliata. Gliel'ho detto un minuto fa, Lunghissimo. Lazzarini la chiama e la fa sua. Sale la Roma. Pisapia. Cichella sale al momento giusto. Tinazzi come al solito fa scorrere. È un'intelligente giocata del sempre attento Tinazzi. Cichella da Tinazzi. Di nuovo Cichella. Palleggio elegante. Poi Matozzo. Bertoldi è rientrato, stavolta ne leggono bene l'iniziativa, lui si impegna per offrire solo fallo laterale.
Battuto lungo da Seferi, Nicola puntualissimo come è stato praticamente per tutta la gara, Paoli, Bianchini, 3 al termine, 180 secondi di recupero, di speranze per la Roma che deve però segnare 2 reti al Cotton Club. Nicola durissimo su Seferi, si prosegue a giocare con Barbarella, Barbarella prova a puntare tutta la difesa della Roma schierata, la appoggia lì vicino da Matozzo che però va a fare un favore ai piccioni. Paoli. Bertò, abbassati. Dai, no, Esce impressione Bertoldi. Più basso, Bianchini. basso e stretto. Azione tutta in verticale della Roma, la deve fermare con un fallo Zamperini. Dietro, dietro. Bertò, barriera. Zappe, 3 difensori, in marcatura. Così. Così, sempre a uomo. Tino, il prossimo è tuo. Matozzo, quello che viene prossimo è tuo. No quello, il prossimo che viene. Vannozzi col numero 2, Ossucci col numero 9. Se ne viene un altro. 2 in barriera. Occhio che c'è un bel tiro. Oh, Cighe di qua. Cighe di qua. Parte Succi. Prova ad andare secco ma va incontro alla barriera. Poi la protegge allargando il braccio, cade Barbarella. Manata totalmente involontaria di Succi. E però deve aver preso in un occhio Barbarella. Naturalmente non c'è provvedimento disciplinare, Succi va a sincerarsi delle condizioni. Il Cotton restituirà il pallone alla Roma. Tinazzi la ridà a Bianchini, manca pochissimo. Paoli. Lunghissimo cambio di gioco, Tinazzi, prestazione gladiatoria la sua. Matozzo. Punta Succi, ma la perde malamente Matozzo, allora Pisapia. Succi prova a riprendere il proprio stesso errore Matozzo, finta di corpo di Succi. Matozzo riesce a sottrargliela e può andare. Vediamo se addormenta l'azione, sì, lo fa andando dal sapiente Cichella. Quindi da quest'altro lato il cambio di gioco di Bertoldi è intelligente, fa passare tempo da Matozzo che prova ancora in orizzontale, da Bertoldi che tende all'altezza del vertice dell'area di rigore, salta tutti, Lazzarini gliela mette fuori. Bertoldi, prestazione da top player assoluto, la sua. Aspetta! Piccheri si sgola dalla panchina perdendo la voce fino a Natale. Calcio d'angolo battuto, si lotta sulla bandierina, ne esce la Roma. Con Succi che si è abbassato per far partire probabilmente l'ultima azione del match. Viene rimontato, trattenuto, c'è fallo. Succi. Il tiro dalla distanza, ci ha provato Vannozzi, la parata di De Angelis quando termina qui. Cotton Club batte 4-2, la Roma calcio a 8 sotto il diluvio del Ciriaci, termina la 7ª di Serie A.